Amici sportivi e appassionati di calcio dilettanti, buon pomeriggio dal Franco Lo Monaco di Palermo per l'anticipo della 23esima giornata del campionato di eccellenza. Tra qualche minuto la Parmonval affronterà il Casteldaccia di questo primo tempo in corso al Franco Lo Monaco. Gara comunque iniziata in maniera piacevole. Attenzione al Sferruzza, conclusione, non lo vede. Poi occhio qui a Sanz che stava rischiando un po' troppo. Il lancio da parte di Rappa per Martinez, spalla alla porta, Martinez col sinistro, la ribattuta, Cervello, ma è fuori gioco anche qui. Cervello è a giudizio del signor Trovato. Sanchez cerca centralmente Capitan Rappa, il lancio centrale a cercare Martinez, solo Martinez, ancora Martinez, poi la ribattuta in ripiego di Pressi Giacomo. Cervello a sinistra, si allarga tanto ora la Parma, Cervello al centro, la girata, la traversa da parte, poi la conclusione di Russo, la traversa di Passero, chiudere tutti i varchi possibili. Il lancio su Sorrentino, la mette giù, bravo qui Sorrentino, poi Mancuso, Sanchez la mette al centro a cercare sempre Martinez, sul pallone la butta da parte di Passero, la risposta di Calandra, ancora Martinez batte e ribatte, poi la difesa del Casteldaccia si salva, retrocede su Sanchez, ancora Sanchez centralmente a cercare Cervello di testa per Martinez, ancora Martinez e arriva il gol di Gaston Martinez al minuto 7, anzi al sesto minuto il gol di Martinez. Parte il pallone centrale di testa e poi c'è il salvataggio da parte di Chimento sul colpo di testa di Serruzza. Casteldaccia vicino al pari, ancora spampinato con Elam Rui, va giù intanto Buscetta, lascia correre il direttore di gara. Occhio a questa conclusione svirgolata da dimenticare, palla che addirittura termina in fallo laterale da parte di Sheriff. Si lotta con Passero che prova a lanciare Martinez, tira Martinez, gol! Gaston Martinez! E poi fuori gioco, incredibile! Calandra al lungo rinvio, di testa Sanchez. E arriva il triplice fischio di Narcisi. La Parmonval ha battuto 1-0 il Casteldaccia.